Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Ma no, perché malinconia? Guarda che bella giornata, dai, guarda le nuvolette a pecorelle. Guarda, no, catinelle è l'acqua, a pecorelle, è giusto, sì, è giusto. Off-road per principianti. Beh, giustamente c'ho un pulmino, che c'ho... Però, oh, Italia, va che ti racconto una cosa. Sì, racconto, c'è poco da raccontare, però è una cosa interessante, perché se la prendi come abitudine, guarda cosa succede. Ciao CP. Wow. Niente CP, tu sei la nuova sigla, quella là, tipo la Warner del Leone, no? Che ruggiva e tu fai il tuo sbadiglio. Ah! In anyway, dicevamo, li vedi sta roba? Questo qui, questi qua sono dei semplicissimi gnocchi alla romana, no? Tra le mie abitudini, buone abitudini, c'è quella di prendere le cose in scadenza al supermercato. Cosa vuol dire? Cioè, questo bel piatto di gnocchi alla romana, che io adesso mi scaldo, mi è costato €1, €1,10, una cosa del genere, cioè, capisci? Quindi io mi faccio un pasto con €1 e qualcosina. No, perché poi insomma ci si chiedeva, madonna, come facevo a vivere con €150 al mese tranquillamente e €240 al mese di lusso, tutto questo ovviamente con Scarosso, che per carità aveva altri consumi per quanto riguarda le utenze, sì, effettivamente quello è da ammettere, però insomma per quanto riguarda la mia vita, no, il mangiare, lo spostarsi, eccetera eccetera, ci sono dei trucchetti, o meglio delle abitudini che ti fanno risparmiare veramente migliaia e stramigliaia di euro. E quindi, come dico sempre, non dovendo tu pagare delle spese bene o male fisse, no? Cioè ricorrenti, vuol dire che non dico che non devi lavorare, però devi lavorare molto meno, oppure non hai l'ansia dei soldi che finiscono, quella famosa acqua alla gola, no? Il nuovo stress di queste nuove società moderne, no? Basate sull'industrializzazione, sul profitto, sul capitalismo. In realtà no. In realtà, come ti dico spesso, questa cosa va avanti da sempre, non dagli anni 50, ossia non dalla nascita dell'industrializzazione, bensì molto molto prima, ossia la crisi economica, se così vogliamo vederla, è uno stato mentale, ossia il piangere il morto, uno stato mentale che esiste da centinaia e centinaia d'anni. Il buon Thoreau ce lo raccontava, no? Sul libro Walden. Sigla. CP, che faccia, che è una faccia porca, guarda che faccia, che amore bello. Comunque, tutto sto discorso per dire che abbiamo preso i gnocchi in scadenza. Sigla. No, non ha sonno. Allora, nel linguaggio cinofilo, quegli sbadigli, soprattutto nei terrier, sono chiamati sbadigli da stress. Un termine ovviamente da prendere con le pinze. Da stress non è che il mio cane è stressato, no? Lo vedi che va in ufficio con la 24 ore, corre dietro al tram, no? Alla Fantozzi. No, togliamo appunto questa visione fantoziana, ma reinterpretiamo il termine come l'incapacità di collegarsi ad una situazione. Ossia, io al cane sto parlando col mio linguaggio, lei ovviamente non capisce una cippa, però vorrebbe, inconsciamente vorrebbe, cioè vede che le sto comunicando qualcosa, capisce che io vorrei comunicarle qualcosa, però Poletta non capisce, e quindi c'è questa sorta di impossibilità nel raggiungere uno scopo, in questo caso la comunicazione, no? Però sì, stress parola grande, però per spiegarti insomma si intende questo, sì, non preoccuparti, non ci sono i gatti e i cani che devono andare dallo psichiatra, non prendono tisane rilassanti, no, vai tranquillo, non funziona così. Allora, qua c'è scritto di cuocerli 2 minuti e mezzo nel microonde, però io utilizzerei la modalità combi, questa, che sarebbe la modalità che utilizza sia la resistenza del forno, sia la modalità a forno, che la modalità microonde. Quindi per cui attacca il singano generatore, tutti i suoi controlli, avvia il BIOS, Windows, tutto quanto. Tac! Che potenza! Tac! Tac. Mi va massimo 600 watt, pensavo di più, vabbè, comunque mi è sufficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 significa 2 minuti e mezzo. Cazzagli un altro mezzo minutino. CP, amore, puzzi già da morto, ci sono già le mosche che vengono dentro. Mi sa che dopo ci facciamo un altro bel bagnetto. No, inutile che ti nascondi. No, inutile che ti nascondi là. No, ti vedo. Non è che ti stai mimetizzando con la poltrona, no?
Anche perché sei marrone. Sigla! È che io però non riesco a mangiare così, perché chi mi conosce o chi mi segue, che conosce i miei disturbi mentali, sa che io, tra le cose che odio di più in assoluto, proprio veramente che impazzisco, divento di una cattiveria disumana, per quanto ti possa sembrare assurdo, sono le mosche. Cioè io le mosche veramente è l'unica cosa, tu dirai è un animale, no, è una cosa odiosissima che mi fa impazzire. Cioè io arrivo a distruggere proprio cose, veramente, mi fanno impazzire le mosche, soprattutto quelle che ben continuano nell'orecchio. No, con tutte le finestre aperte e loro ancora dentro che ti sbattono nell'orecchio o vanno sopra il tuo cibo. No. Sì, esatto, le mosche al primo posto, cioè più fastidiose ancora delle persone. Sì, le mosche proprio io le odio. Difatti dico sempre, non sono un amante degli animali, assolutamente no. Io rispetto alcuni animali, tipo non faccio uccidere cani, gatti, maiali, cavalli, pecore, mucche, quelle cose lì, ma tipo un gamberetto, una vongola o una mosca o che cacchio ne so io, quelli sì, cioè lì esce la mia parte di bestia, perché insomma voglio dire, non è che sono l'esempio di evoluzione umana, assolutamente no, sono un semplicissimo essere umano con i suoi pro e i suoi contro, tutto qua. E Stefano, devo cantarti la canzoncina It's the Final Countdown, dopo tu finivi, io aprivo e dopo la musichetta e invece niente, mi hai rovinato tutto così per la tua pressa di fare le cose in fretta e furia. Sti microonde moderni. Ben basta, sto a tutto, chiusa la festa. Che tristezza, proprio così, senza sesto direbbe mia nonna, no? Cioè che significa, oddio, come posso, ascolta, come posso tradurla in italiano senza sesto italiano? Senza verve, no? Senza verve, così senza, sì dai, senza sesto, senza verve. Buon appetito! Pullula di mosche, mi passa la fame. Dove cazzo siamo venuti? In una discarica? Oh, e sono anche appena uscito dalla doccia, rendiamoci conto. Cioè, uno come fa a mangiare? Come fa uno a mangiare? Tachicardia dal nervoso proprio. Le odio, a morte. Se vuoi farmi un dispetto, regalami una mosca. Fanno tanto schifo gli gnocchi alla romana della Lidl. Beh, allora che li avevo mangiati buoni. Ah sì, dalla zia dell'Alessia, bisogna che mi faccio adottare dalla zia dell'Alessia. Non c'è alcuna connessione a internet. Ma non mi sono fatto il tethering. Il tethering è quella roba delle tette. Il tethering è quella cosa delle tette. Tac, comando invio e via. Ciao. Ho paura sì che mi devo fare il caffettino perché ho consumato troppe energie cerebrali. Con consumo di energie cerebrali mi pare di parlare come balasso. Ma a parte quello, uno dei miei problemi logistici momentaneamente è il monitor. Esatto, cioè guarda dove l'ho messo. Sotto qua, sotto la dinette, perché effettivamente sta un po' incastrato con tutti e due i sedili, no? Cioè questo sedile qua e questo sedile qua lo premono, no? Lo comprimono così un po', no? Sì, il cane che scodinzola quando dico comprimono. Sei felice che si comprimono? Amy, sei felice che si comprime? Che si comprime? Che bello che si comprime! Che figata che si comprime, amore mio, ma quanto bello è quando si comprime! Il CP piace quando si comprime. Oh, Italia, ognuno che ha le sue. Ma a parte le cose importanti del mio CP, che adora le cose che si comprimono, vedi qui dove mettevo il monitor. Per carità, va benissimo, solo che vabbè, magari posso avere gli oscuranti bagnati perché ha piovuto un pochino, che ne so io, ma no, vabbè, va benissimo lì, metterlo lì il monitor, dai. Dove altro lo metti? Cioè davanti, vale. Italia, no cane, non tu. Questo è casino, vedi? Questo è casino, vanno qua, esatto. No, non c'è da scherzare, attenzione. Ecco, vedi? È diverso, È
è diverso, è tutta un'altra cosa. Sistema anche il bicchiere e la moka, capirai che vivere in un camper molto più ordinato è tutta un'altra cosa. Ti si riversa contro nei tuoi stati emotivi. Fidati. Cosa ave? Ho detto stati emotivi! Siri, ehi Siri. Ehi Siri! Oh! Perché non ti fai i cazzi tuoi? Preferisco non rispondere. No, ma non è che spuzzi tanto il CP, perché stavo pensando di fare il bagno. È l'alito che spuzza da cadavere! Povero CP, cara. Però, una cosa. Vediamo il CP come mangia l'uva. Più che altro vediamo se lo fa come prima. Tieni CP, mangia l'uvino. Che buono quell'uvino, guarda. Sei riuscita a prenderlo? Ah, sei riuscita? Arco cane, sei riuscita? Aspetta, buttiamo via il semino, perché in ogni caso... No, fermala. Opla. I semi, che siano dell'uva, delle pesche o altro, sono velenosi per i cani, vero? C'hai poi, bello, c'hai poi, che il tuo padrone ti difende dai veleni. Ah, ti difendo dai veleni? Cara il Chai, che è tutta morbidosa e profumosa. Sì, solo che non me la uso più, perché l'ultima volta che l'ho usata tipo tirando una striscia di coca, no? Cioè proprio così, sai che io sono allergico alla polvere e ai cani e ai gatti, e quindi niente, sono stato tipo un mese con il naso chiuso. Quindi la natura insegna che il CP va usato delicatamente, vero CP? Guarda che espressione delicata che hai, guarda, quando fa anche quel coso con la linguetta, no? Che è un segnale dei cani, che i cagnari, i cinofili dicono è segnale calmante, no? Ma non è che tipo ti lancia dei dardi calmanti con dei veleni, roba del genere, no, segnale calmante nel senso, vedi anche il fatto che non ti guarda e ti dà la guancia, nel senso è un po' un senso di pace, della serie non capisco che cazzo stai dicendo, sei qua che mi punti una cosa che potrebbe essere un fucile ma in realtà no, è una fotocamera, e io per sicurezza, non sapendo né leggere né scrivere, e qua è vero il CP non sa leggere e non sa scrivere, mi giro dall'altra parte e ti faccio quei segnali con la lingua, che nel linguaggio canino significa faccio niente bello, succede niente. E scodinzoliamo? No, non scodinzoliamo più. Aspetta. E scodinzoliamo col codino. Ecco là il codino di Amy. Il tuo bel codino. Che bello il tuo codino. Traduzione nel linguaggio umano. Perché devo avere un padrone così scemo? Dolore! Quando sento il Maria Dolores, tanti porchi volano a Ioses. Mi dirai perché il caffettino? Quando Singon avevi detto che la nuova moda full timer 2020-2021 era la tisana? Beh, ma mi metti dirò, sai quando ci sono quelle giornate che tipo, non so, sei un po' in coma, da noi si dice te vieni su a pitona, ossia ti viene sull'abbiocco, ok? Te viene su a pitona, te seduta in allora in quel caso praticamente tu vai avanti fino a sera un po' a sprecare la tua giornata, no? A cazzeggiare, non sei attivo per produrre, creare, fare cose, no? E allora che si fa? La cosa più intelligente da fare, che ovviamente non è quella che farò io, è andare a fare il riposino come i vecchi. Facendo il riposino tu dai un attimo un taglio a questa situazione di abbiocco, ti ricarichi e poi rinizi quasi come fosse un'altra giornata, quindi una nuova giornata dentro la giornata. È fantastico come riesco a giustificare tutte queste mie tendenze all'essere vecchio, cioè capisci? Una figata. In anyway, ho scelto di prolungare l'abbiocco e quindi mi sono fatto il caffettino, quindi andremo avanti metà e metà così, oggi non si combinerà praticamente niente, è morta lì. E il caffettino di Maria Dolores, quando è pronto lui fa... Guarda, no, perché mi devi sbicare? No, perché? Perché? Tu mi dirai, Singano è la guarnizione da cambiare. Sì, è vero, è la guarnizione da cambiare, però risolvi anche semplicemente lavandola, pulendola. E vabbè. Ammira le mie tazzine un po' frufru. Belle, caffettose, guarda. Guarda se non ti ispirano caffè e biscotti mattutini, guarda. Tradotto? Guarda se non ti ispirano acidità di stomaco, sì, perché il caffè acidifica molto il nostro corpo e ti dà appunto bruciori di stomaco per chi dovesse soffrire di gastriti o ulcere. Quindi sì, come avevo già raccontato in qualche vecchio video, è
è una nostra abitudine proprio del cavolo, del pifero, perché non si può dire del cazzo, perché dopo diventa una cosa scurrile. Pertanto protraiamo l'uso di questa dialettica formale e, come si può dire, e tipo che non crea, no, battaglie, no, fra i diversi partiti, dei favorevoli, no, ai porchi e le parolacce, e ai puritani, ai beghini, no, ai bacchettoni, e quindi non crea asti. È una... sì, è qualcosa del genere. Mi sono dimenticato lo zucchero! Dov'è lo zucchero, Maria Dolores? Dove l'avevi lasciato l'altra volta? Guarda che bello questo adesivo. È una svegliettina che fa no 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 no. È così carina. Pa pa po 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 po. CP, approvi questo elemento? Ti piace questa canzone? È una bella canzone, spacca di brutto. Il CP sì che se ne intende. Bravo CP. Tu sì che capisci. Sì, in fondo alla fine è stata chiamata CP un po' anche per abbreviare, perché CCM, cane critico musicale, poteva essere insomma un po' lungo. Fiori rosa, fiori di pesco, stasera non esco. Resto a casa, tranquillo. Pensavo di essere ciulato con l'audio, no? Qua in realtà, per fortuna, il mio monitor dietro ha il jack, quindi per assurdo, se ho un cavo jack anche lungo, posso attaccargli anche le casse dell'impianto di Pullman, cioè qualsiasi cosa. Altrimenti qui dietro al controller, guarda, c'è il jack per attaccare le cuffiette e senza fili alla fine, no? Ti cosi le cuffiette. È strano che non abbia Bluetooth, peccato. Ciao, in onore dei vecchi tempi mi sono troppo preparato la mia 500 Abarth bellissima. Cioè, volendo si potrebbe fare anche la colorazione come vuoi tu, no? Quindi potrei farla veramente uguale a quella che avevo io, però vabbè, insomma, non è che stai qua chissà quanto a perdere tempo con i giochetti, insomma, giochi per rilassarti, punto stop. Derapation. Ops, è sgommata bene. Saliamo a bordo, tac, eccoci qua. Wow, che bei tempi, a parte la guida a destra e a parte il fatto che siamo un po' in controluce, è una figata. Boh, via dentro, via in pista. Oh, ho già passato i 50 all'ora. Boom! Potenza 500, super V-Power, vai in derapation, vai via di culo, orco cane, no, super l'albero. Guarda che c'è anche, no, volevo andare un po' al mare, qua, via al mare, tutti al mare, woohoo! Allora, bellissimo Forza Horizon 3 qua che c'è là dentro, però quello che interessava a me era GTA 5, infatti adesso andrò avanti con GTA 5, anzi quasi me lo butto su subito. Ha una grafica pazzesca, anche perché il monitor qua è in 4K, È fortuna che il tipo l'Xbox 360 alla fine ha tirato il pacco, la mezza truffa, così ho preso l'Xbox One che è molto più figa. Nel senso che essendo più potente ha la grafica ovviamente più bella. Dove è GTA? In teoria sono Blu-ray sti dischi. Eh sì, perché GTA 5 per PC aveva il disastro di DVD dentro, qua ce n'è solo uno, quindi è un Blu-ray. Ma la roba strana, no? Che effettivamente pochi magari ci fanno caso, però pensano la tecnologia. L'essere umano per carità è rimasto nel medioevo più oscuro, però come tecnologia e tecnica, pensa che qua dentro sto dischettino qua, guarda che ti guardi direttamente, vedi? Dentro sto dischettino qua ci stanno gigabyte e gigabyte di informazioni, cioè giorni e giorni di filmati in bassa risoluzione, miliardi di fotografie, cioè è una cosa pazzesca, tutto dentro a questa cosa spessa come 2 fogli di carta. È assurda sta roba. Ok, ora abbandonerò la mia vita sociale Italia. No, oggi cazzeggio con GTA, sì dai, è da anni che non si fanno ste robe. Pensa che figata, sto giocando con un videogioco che è stato proibito in Australia, no? E accanto al videogioco, cioè là vedi, qua c'è un cane
che è proibito, bandito, chiamalo come vuoi, in Francia, in Scozia, in Inghilterra, in Croazia, dappertutto paro CP. La cosa bella è che adesso, avendo una console, tutti i giochi stanno per conto suo, quindi sono separati dal computer di lavoro, no? Che tra l'altro è un Mac, quindi più sicurezza per quanto riguarda virus, malware e magagne varie, e c'è tutto sempre funzionante, quindi insomma anche i salvataggi dei giochi, quante volte ho dovuto formattare, perdere i salvataggi di GTA, no? E alla fine adesso in console puoi permetterti di arrivare abbastanza avanti, no? Hai capito? Comunque questa non la tarocco, non la macchina, intendo la console, perché niente, me la tengo originale, tanto ho visto che o usati su Subito o magari in certi negozi trovi dei bei giochi anche a 10 euro così, e quindi preferisco, anche perché so che se io poi, aspetta che devo derapare, se io, no com'era, ah qua, se io poi mi scarico, aspetta che devo guidare anche dritto, se io poi mi scarico tutti i videogiochi non è più finita, hai capito? Tra il tempo che ci metti a scaricarli, masterizzarli eccetera, e veramente non hai proprio più vita. Niente, non se ne esce più con questa retrocamera, non va proprio più, cioè retrocamera non è proprio la retrocamera che l'ho appena cambiata, o è il monitor o è qualche cavo dentro. Speriamo che tipo sia il monitor. È che non conosco nessuno che ha una retrocamera da prestarmi con i 4 poli, hai capito? Aspetta che senza chiavi non si va da nessuna parte. E di solito tutti hanno quella col cavo RCA, ossia col cavetto giallo. È un po' sgonfio, l'occasione sarebbe ideale per testare le mie nuove punte, diciamo, per gonfiare palloni e canotti, però non voglio. Molto bello sto parchetto, anche il rubinetto qui nel campo da cervicali, e i comuni mortali chiamano campo da basket. Ah, oggi in giardino ho anche i tavoli da ping pong, perfetto, perfetto. Però per le gare CP me la metterei lì all'ombra con me, perché dopo so già che mi vorrà ciulare il pallone. Fai la guardia al pallone, bravo cane. Ecco, sì, bravo, hai avuto un'ottima idea. Allora, ferma lì, che adesso proviamo a giocare con te, ferma lì, ok? Ferma lì. Bravissima CP, te tieni i punti, mi raccomando, tieni i punti. Sì, sono giovane dentro, sì, infatti vedi mi sono tagliato, come che fanno i teenager. Oh Italia, approfittiamo della serata single. Sì, tu dirai patate? No, patate no, cioè banale patate. Patate con considerevoli quantità d'aglio. Non so se, mi spiego. Ma prima una Singano doccia. Finisce. Voilà, bello, c'è sceto di Singano. Io mi appoggio qua alla roba, mi pincerei quasi già tac, il pigiama. Dentro in doccia ho sempre scuro, però fa già la luce, diciamo, del bagno, a me va benissimo. Un giorno scoprirò
quella cosa lì orrenda, quel fendinebbia, gli metterò probabilmente, sai, quelle specie di scatoline fine, quei copribuchi, diciamo, che ci sono nei buchi dei muri dove passano i cavi della corrente, per intenderci, no? Non so se le hai mai viste, quindi quella là. Ah sì, che poi, no, sai che avevo messo l'acido citrico, ho fatto la pulizia di tutto quanto, è successo poi che la sporcizia giustamente si è un attimo bloccata nei filtri della doccia, perché ha dei filtri, no, oltre ai pallini che purificano, o almeno dovrebbero purificare, anche dei filtri metallici, allora smonta tutto quanto, il tubo e tutto quanto e via. Avevo il tubo, quello figo, quello che qualcuno aveva detto, no, ma guarda che è meglio quel tubo là di quello che hai montato adesso, no, sai, quelli moderni, dritti, senza quella specie di maglia metallica, no, il tubo del doccino, no? Solo che purtroppo l'aggancio non coincideva col mio portadoccino qua, e quindi niente, non stava, mentre questo sta, vedi, è perfetto. Ah, tra le famose cose che da anni che devo fare, porca miseria, il soffitto. Quante volte l'ho detto di fare il soffitto? E il pavimento là, il per terra lì, sì. Boh, via che vado in douche. Scipi, io vado in douche. Mamma mia che grande, che pulmino, posso farmi le camminate in Italia, vado avanti in Rio, mi faccio i giretti, faccio attività fisica, porca miseria. Cioè, durante il lockdown posso fare tranquillamente a me maratona dentro il camper. Però non sarebbe una brutta idea. Però Italia no. Un giorno metterò dei punti luce o qualcosa. No. Mi sono già lavato i capelli, quindi devo trovare la mia cuffia. Dove cavolo l'avevo messa? Eccola qua, vedi, tutto in ordine, la mia bellissima cuffietta. E foto giustamente anche qua. Sempre più teenager. Mi sono messo anche al borotalco. Rimetti a posto in ordine il borotalco. Anzi, ste pubblicità occulte. Do sempre una spruzzatina perché così mi resta quell'odore di cannella, è bellissimo. Qua quasi chiudo, o come dicono a Vicenza, saro. Poi la roba sporca, 1, 2, 3, 4, 5, la uso sempre, vedi, anche per pulire il tappetino, cioè tipo passo gli angoli con i calzetti così, no? Dopo Alessia e mia nonna giustamente poi mi bestemmiano e la metto qua. Ho trovato da appendere la sacca, esatto, vedi, così non mi dà fastidio, ho sempre i piedi liberi. Comodissima, non neanche piegarmi, eccezionale qua, proprio eccezionale. Benvenuto inverno, cioè non è ancora arrivato, però benvenuto nel senso muovite, dai. Ma sì, in fondo le patate in padella sono capaci di farle tutti, ma il purè in padella non è capace nessuno. CP, è giunta l'ora, tenuta tattica, pigiamino e scarpette un po' frufru, però digli CP sono caldissime. E andiamo a esplorare, più che altro far pisciare il CP. 14, 1, 2, no, 1 e dopo devo tenere premuto. Ok, 1, 2, 3, no, 1, 2, 3. E che cazzo? 1, 2, ok. Tac! Scipi! Vieni a vedere dove? Più o meno abitiamo oggi. È il prato nostro, questo prato verde dove nascono speranze che a me piace tanto. Perché mi dà come l'impressione di far tipo del fuoristrada. Dove sei, CP? Qua sei. Dai, vai a fare le tue schifezze da cane, dai, vai. Sti CP moderni. Fai la pipì, vedi? Io devo stare qua un'ora, che lei si decida a farsi una camminata, a pisciare. Oh, là, ci voleva tanto. Maledetto cane. Guarda, non sa neanche fumare, guarda, attento. Fumo. Che storia. Cioè, il livello di umidità extreme, praticamente se c'è polvere, no, che tu ti fai così nei capelli, diventa pioggia. Ma che bello che è Pulmin by Night, lo vedi, Pulmin by Night, è là, esatto. Potevo mettermi un po' più in là, sì, e che poi ho paura che piova e rimango infossato, mentre qua, bene o male, l'erba è un po' più battuta, la terra è un po' più battuta, perché quest'estate questo era un parcheggio, hai capito? Quindi le macchine iniziavano a parcheggiare da qua, mentre di là è ancora un po' terra wild, non battuta, terra extravergine, non d'oliva. Scipi, andiamo, vai Scipi, vai, bielu cane, bielu. 1, 2,